La prima tappa in cammino sarà il 30 giugno, ma partiranno domani su questo veicolo attrezzato i pellegrini che compiranno i 1800 km del cammino di Antonio 2022 da Capomilazzo in Sicilia, dove Antonio sbarcò naufrago nel 1220, alla Basilica del Santo. È un ripercorrere quel cammino, giustamente, ecco, con la sua presenza, quindi in senso spirituale lo ripercorre anche lui perché sarà presente con una reliquia e insieme a lui cammineranno appunto dei pellegrini per molte tappe, 92 tappe. Il 25 settembre in cattedrale a Forlì uno dei momenti più forti, la memoria degli 800 anni dalla predica che rivelò al mondo Antonio, grande predicatore. Antonio era un frate, una persona estremamente concreta, devo dire molto capace di vivere in prima persona il Vangelo, lo conosceva molto bene perché prima di tutto lo pregava, lo meditava e poi lo sapeva tradurre nelle situazioni concrete della gente che soffriva ingiustizie, torti, ecco, che anche viveva conflitti, ecco, quindi portava il Vangelo nelle situazioni quotidiane. Questo è successo in modo particolare qui a Padova. Un cammino che il Pellegrino Zero ha già compiuto per intero. Io l'anno scorso ho avuto la grazia e la immensa opportunità di attraversare tutta l'Italia e inseguire le orme del santo, che per me ha un valore molto speciale, essendo anche di origine portoghese ed essendo che lui veniva, no, dal Portogallo. Per me è stato veramente molto molto emozionante. Un cammino di condivisione, preghiera e fratellanza, aperto alla partecipazione di quanti vorranno unirsi per una manciata di chilometri o per più giorni, che potremo seguire su Rete Venete, emittente del network Media Nord-Est, attraverso un appuntamento quotidiano a partire dal 30 giugno e fino alla grande festa del 9 ottobre con l'arrivo in Basilica. Ci daremo appuntamento qui in Basilica del Santo veramente in tanti per celebrare con tutti gli incontri e le preghiere che porteremo su da questi 3 mesi e mezzo di cammino. Siamo emozionati già adesso al pensiero di cosa potrà succedere.